Per la maggior parte sì, i veneti dichiarano di conoscerla, mi sembra in questo caso il 77%, quindi un risultato vicino all'80%, e sanno anche abbastanza definire la differenza tra rimanere in uno Stato e avere più competenze ed uscire da uno Stato, quindi risponderei proprio di sì. Se dovessero scegliere, i veneti, a differenza dei loro rappresentanti politici, sembrano essere schierati nettamente per l'autonomia piuttosto che per l'indipendenza. Decisamente sì, diciamo il rapporto sta comodamente 2-1, se non di più, di quelli a favore dell'indipendenza, dell'autonomia. Che sono più concreti o più realisti. Più realisti direi, perché l'indipendenza probabilmente a molti stimola, ma è anche un grosso salto nel vuoto e questo il Veneto lo percepisce. Fare un referendum sull'autonomia è una idea insensata o ha delle possibilità di avere una partecipazione? Ci sono delle potenzialità, già sembra che ci sia tutto sommato una discreta informazione, il 52% ha rivelato di essere a conoscenza, che secondo me in questa fase non è male. Molti dichiarano che sarebbero disposti ad andare a votare, direi che il potenziale c'è, però sta ai partiti, ai sostenitori dell'autonomia trasformare questo potenziale in un risultato importante, perché evidentemente un referendum come questo può rivelarsi anche un boomerang. Se non si lavora bene e la partecipazione è bassa può diventare anche un problema, quindi il potenziale c'è tutto, sta ai sostenitori del sì, dell'autonomia, trasformarlo in una realtà importante. E quale potrebbe essere un buon risultato? Oddio, sicuramente una partecipazione abbastanza nettamente superiore al 50%, 60-70%, che di questi tempi sarebbe buona, e ovviamente in questo caso con una stramaggioranza a favore dell'autonomia.